Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a voi che siete qui presenti, buonasera a te che ci stai seguendo da casa, ed è sempre un piacere essere qui il sabato, no? Tutti riuniti insieme, vedo facce che non vedo già da parecchio tempo ed è sempre un piacere vederci tutti quanti qui insieme. Vorrei iniziare con una domanda. Voi sapete che in voi risiede lo Spirito di Dio? Voi sapete che voi siete il Tempio dello Spirito di Dio? Questo versetto, prima Corinzi 3,16, e mi ha colpito molto perché questo significa che quando io parlo a un fratello, quando io abbraccio un fratello, quando io saluto un fratello, non è un semplice fratello, non è un semplice membro del corpo di Cristo, ma è un tempio. Io in quel momento mi sto interfacciando con l'involucro, con il tempio, il contenitore dello Spirito di Dio. Perciò la prossima volta che andate a salutare un fratello e magari siete un po' spenti, magari avete avuto una settimana difficile, ricordatevi, io non sto semplicemente salutando un fratello, io non sto semplicemente salutando Tizio, Pastor Kai, Sempronio, ma io sto salutando, come dire, un pezzo dello Spirito di Dio, lo stesso Spirito di Dio che dimora in me. Perciò per iniziare questo momento di lode e di adorazione tutti quanti insieme, io vi invito caldamente ad alzarvi in piedi e a salutarvi, ma salutarvi di un saluto fraterno, di amore fraterno, ricordando che voi state salutando il Tempio di Dio. Perciò lodiamo insieme il nostro Signore.
sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Il glorioso nome di Gesù. Il glorioso nome di Gesù. Gloria e onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto è creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore. Gloria e onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto è creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore. Che Gesù è il nostro Signore. Cantiamo al nostro Signore. Che Gesù è il nostro Signore. Cantiamo al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore. O nostro Signore. O nostro Signore. Gloria e onore. Amen. Amen. Ultimamente stiamo studiando un po' le caratteristiche della persona giusta per la nostra vita, no? E volevo citare un attimo Ecclesiaste 3:1 che dice: per ogni cosa ha il suo tempo. E con questo versetto vorrei invitarvi a cantare la prossima canzone, che è particolarmente emotiva per me, perché parla dell'amore di Cristo nei nostri confronti, come Lui ci prende sotto le sue ali e come Lui ha cura di ognuno di noi. Se Lui si prende cura degli animali, della natura, Lui si prenderà cura anche di noi. E dice così: non c'è mai stato un Dio come te, in nessun altro troverai un amore così. Il Signore ha un amore stupendo e sicuramente Lui ha sognato per ognuno di noi qualcuno
che possa dimostrare lo stesso amore che Lui vuole darci ogni giorno. E noi dobbiamo imparare ad aspettare. E la pazienza è la dose perfetta di ogni nostra aspettativa, se la poniamo nel Signore. Non possiamo fare niente senza di Lui e non potremo mai farlo. Però Dio ci prende sotto le sue ali e ci guida per il suo cammino. E Lui ha cose meravigliose per ognuno di noi e anche per te. Cantiamo insieme. Non c'è mai stato
Padre, che noi abbiamo, anche se non possiamo di ritribuire tutto quello che tu fai, tutto quello che tu sei, Signore. Noi sappiamo che niente possiamo fare e non possiamo stare lontani da te, Padre. Ogni giorno noi abbiamo bisogno del tuo amore, della tua grazia, della tua giustizia anche. E abbiamo bisogno, Signore, abbiamo bisogno. Siamo dipendenti dal tuo grande e infinito amore, Padre. Io ti prego che ognuno qua presente, Signore, possa sentire, Signore, possa sperimentare e non stancarsi mai di chiedere e di chiedere ancora una volta che tu possa versare, Signore, la tua presenza, Signore, nelle nostre vite, Padre. E insegnaci, oh Padre, ad avere pazienza, ad avere coraggio, Signore, di dire no quando ho bisogno. Padre, nel tuo nome, che tu possa toccare ogni vita qua presente, Signore, e che noi possiamo essere esempio, Signore, per coloro che sono là fuori, Padre. Possiamo combattere, Signore, contro cultura, Padre, ogni giorno, ogni istante, Padre. Che il nostro grido, Signore, non siano solamente parole, Padre, ma sia la verità nelle nostre vite, Signore. Che noi possiamo praticare ciò che noi crediamo, Signore. Non lasciarci, Signore, vacillare, Padre. Sii con noi, Padre, nel tuo nome santo, Signore. Amen. Mi sento solo e senza te non mi trovo, senza tuo amore non ha senso la mia vita. Non penserò soltanto a me, ma cercherò solo te. Senza tuo amore non ha senso la mia vita. Dichiara con il tuo cuore. Ed io mi pento, a te mi prostro, ed io mi pento, a te mi prostro, e ritorno da te, oh Padre, e ritorno da te, oh Padre, e ritorno da te, oh Padre, e ritorno da te, oh Padre. Lontano da te mi sento solo e senza te
braccia tue, avvolgimi con il tuo amore, accoglimi nelle braccia tue, avvolgimi con il tuo amore, perché ho bisogno di te, oh Padre, ho bisogno di te, oh Padre, ho bisogno di te, oh Padre, ho bisogno di te, oh Padre. Padre Santo, grazie Signore, grazie per il tuo messaggio Signore che è stato dato nel nostro cuore Signore, che in questo momento tu possa aprire Signore il nostro cuore ancora per ricevere ciò che noi abbiamo bisogno di sentire Padre. Sappiamo che tu ti prendi cura di noi e farai cose meravigliose nelle nostre vite Padre. Ti ringraziamo per tutto, nel tuo nome santo. Amen. Amen. Potete sedervi. Ok, siamo alla quinta puntata sul tema della scelta del partner giusto per la nostra vita, no? E fino a qua abbiamo considerato delle caratteristiche che hanno a che fare più con il profilo caratteriale della persona, ma la parola di Dio ci insegna anche qualcosa che ha a che fare con la parte pratica, più pratica nel rapporto di coppia, no? E io vorrei cominciare con voi questi 3 insegnamenti che la parola di Dio ci dà sulla scelta del partner, che hanno a che fare con un libro molto interessante che è il libro dei Cantico dei Cantici. Non so se lo conoscete, è un libro che alcuni teologi dicono che rappresenta l'amore di Dio per la Chiesa. La realtà delle cose è che questo libro è stato scritto da un uomo che ha avuto 1000 mogli, ok? Quindi io penso che abbia a che fare più con la parte pratica, ossia questo libro racconta proprio dell'innamoramento di questo uomo, di questa donna, no? Poi si vede che questa coppia innamorata si sposa e poi lei rimane incinta, c'è tutta proprio la serie, no? La sequenza dell'innamoramento fino ad arrivare al frutto dell'amore tra una coppia che è quella di avere un figlio. Non che una coppia non si ami se non ha figli, ma questo libro racconta proprio di questo. E questo testo, due versetti, no? Un consiglio che vi do: non leggete questo libro, è un consiglio, non è un obbligo. Non leggete questo libro da fidanzati, leggetelo dopo sposati, ok? Solo per non andare un po' oltre. No, se volete leggerlo non c'è nessun problema. Però se volete leggerlo da fidanzati, leggetelo come l'amore di Cristo per la sua Chiesa, ok? Bene, questi 2 versetti dicono così: come sei bella, amica mia, come sei bella. Come sei bello, amico mio, come sei amabile. Ossia è uno scambio, no, di apprezzamento tra l'uomo e la donna, tra la donna e l'uomo, che si guardano esteticamente e che dicono come sei bello, come sei bella. Perché la prima cosa che noi dobbiamo considerare quando scegliamo una persona con cui condivideremo la nostra vita è che ci deve anche piacere fisicamente, non soltanto spiritualmente. Io ho la storia di un mio amico proprio evangelico, cristiano evangelico, no? Che ha sempre desiderato sposarsi, poi è arrivata una ragazza in quella chiesa, tanti anni fa questo è successo, e ho chiesto: ma ascolta, ma perché
ti sei fidanzato con questa ragazza? Perché c'era un evidente divario, no? Cioè lui era un ragazzo abbastanza carino e lei, insomma, non era proprio il massimo della bellezza. E la risposta che lui mi ha dato è stata: perché mi sembrava la più spirituale di tutti, ok? Dopo qualche anno, dopo 3 anni circa, il loro matrimonio è finito perché lui non sopportava più di vederla, ok? E le cose hanno cominciato a funzionare veramente male. In poche parole, mi deve piacere fisicamente perché con quella persona io devo avere un rapporto fisico praticamente per tutta la vita, perché la parola di Dio ci insegna proprio che noi quando ci sposiamo è per sempre, sì, affinché morte non ci separi, ed è questo che deve funzionare nel nostro rapporto di coppia. Quindi queste due persone si guardavano: come sei bello, come sei bella. Ovviamente con il tempo, con gli anni, non siamo più quelle belle persone, no? Fisicamente parlando, ma c'è una bella differenza tra una persona anziana e una persona poco curata. La persona deve curarsi costantemente in modo che il matrimonio anche nella parte fisica funzioni, ok? Allora, come Samuel ha benissimo detto all'inizio di questo culto, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, ok? Il Tempio dello Spirito Santo. Io vorrei fermarmi solo un attimo a meditare con voi su cosa è il Tempio, cosa intende la parola di Dio quando dice che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Quando tu parli a un ebreo di che cos'era il Tempio in cui loro andavano ad adorare il Signore, loro avevano in mente un'idea ben precisa di quello che c'era veramente da capire. Il Tempio era una cosa costruita in modo santo, ossia là abitava il Signore, e dentro nel Tempio, il Tempio era stato costruito con dei materiali molto preziosi: oro, argento, pietre preziose, ossia dei materiali che non erano qualcosa di comune, non era semplice muratura, era qualcosa di veramente molto prezioso. E quindi io qua imparo il primo principio: il mio corpo è prezioso per Dio, il mio corpo deve essere prezioso per me, perché là dentro c'è lo Spirito Santo di Dio, e Dio non accetterà una dimora qualunque, Dio non accetterà una dimora qualsiasi, Dio accetterà qualcosa che è valorizzato. Dio viene a abitare nel tuo tempio, che è lo Spirito Santo che viene a abitare nel tuo corpo, e tu devi trattare come qualcosa di prezioso quello che Dio ti ha dato in affitto, ok? Perché io e te, caro mio e cara mia, siamo in affitto qua su questa terra, e noi dobbiamo trattare la casa che Dio ci ha dato, il nostro corpo, come veramente qualcosa di molto prezioso, ok? Ma la cosa interessante che vorrei ancora di più approfondire sul tema del corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Allora sta attento, c'era un luogo che non era accessibile a nessuno se non al sommo sacerdote, che era il luogo santissimo. Quando io penso al mio corpo, io devo capire che quello non appartiene a me, c'è un unico posto che è il profondo della mia anima, dove solo Dio deve avere accesso, ok? Allora, il mio corpo, ti do una brutta notizia, non appartiene a me, appartiene al Signore, e solo Lui deve avere accesso all'uso del mio corpo. Quindi la prima cosa che ti dico: io non posso essere una persona, prima di tutto, trascurata, perché il mio corpo appartiene al Signore. Seconda cosa, non posso assolutamente dare poco riposo al mio corpo, perché il Signore ama una persona che ama se stesso. Terza cosa, io non posso mangiare troppo, non posso cibarmi troppo. Perché? Perché il mio corpo appartiene al Signore. Quarta cosa, io non posso usare il mio corpo come un contenitore di spazzatura. Io non posso avere vizi di droga, non posso avere vizi di pornografia, non posso avere vizi di troppo cibo, troppo alcol, troppo stroppia, come si dice in italiano. Ossia, ogni cosa che io faccio a riguardo del mio corpo deve essere in armonia con la volontà di Dio, perché Dio dice che io sono il Tempio dello Spirito Santo di Dio. E la seconda cosa è che il mio corpo non appartiene né a me, ma appartiene a Dio. Ma la seconda cosa, appartiene al mio futuro
partner. Voglio leggerti un testo che si trova in 1 Corinzi, capitolo 7, e dice così: la moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Quando tu ti sposi devi realizzare due cose. Primo, il mio corpo appartiene al Signore. Seconda cosa, il mio corpo appartiene al marito o alla moglie, non appartiene assolutamente a me. Quindi, come tu tratterai una cosa che non ti appartiene? Interessante, non so se hai mai prestato un gioco quando eri ragazzino, piccolino, bambino, a qualche tuo amico. Ti ricordi com'è tornato indietro? Molto spesso quando tu presti un gioco a qualcuno torna indietro praticamente distrutto. Quando tu presti il tuo corpo a qualcuno a cui non appartiene, ovviamente quel corpo tornerà indietro completamente distrutto. Quindi il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo e la persona che tu sposerai un giorno deve piacerti fisicamente. Allora sta attento. Osserva come la persona si comporta nell'intimità della sua casa. Se una persona si cura nella casa, è interessante che molti matrimoni, sai perché finiscono? Perché tu cominci a diventare, come si dice in gergo, un ciabattone. Sai cosa vuol dire essere un ciabattone? Ossia, tu entri in casa, ti spogli di tutta la tua bellezza, ok? Hai mai visto quei video su TikTok o su Instagram dove quelle donne, no, che fuori sono bellissime, quando entrano a casa si tolgono il trucco, diventano una roba da oddio che ho sposato, no? È così che deve funzionare. La cura che tu devi avere quando tu esci di casa deve avere la stessa cosa dentro di casa. E se la persona si cura nella casa, allora si curerà anche nel tuo matrimonio, nella tua intimità. Sai, a volte mi sembra di vedere ragazzi e ragazze, no, che gettano l'esca, ossia vanno a pescare, mandano l'esca dentro nell'acqua, il pesce a bocca e quando è abboccato è preso all'amo, finito, me la devo cuccare per tutta la vita e non posso fare altro. La persona che tu sposerai deve avere cura di se stessa, deve avere cura del proprio aspetto, deve avere cura del proprio corpo, perché se lei ama il proprio corpo vuol dire che sta amando il Signore e sicuramente amerà te per tutta la vita. Quindi primo punto di cui voglio condividere con te questa sera: la persona deve anche piacerti fisicamente, deve curare se stessa, perché curando se stessa ama Dio e sicuramente amerà anche te. La seconda cosa che voglio condividere con te questa sera: deve essere spirituale sì, ma deve essere una persona pratico o pratica. Allora, la vita è fatta di problemi pratici e la saggezza deve essere qualcosa di veramente pratico, come intende la parola di Dio. Allora, dice così questo testo che si trova in Giacomo, capitolo 1, versetto 22 e 25. Ma mettete in pratica la parola di Dio e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola di Dio, della parola, e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Allora sta attento. Una persona deve piacerti anche perché è una persona capace di risolvere problemi. Hai mai visto quelle persone che conoscono a memoria la parola di Dio, ma quando arriva un problema, gente, nella famiglia, un problema specialmente nelle relazioni umane, è un disastro. Si litiga e non si risolve mai niente. I problemi si trascinano per mesi, per anni, perché non sanno applicare la parola di Dio. Allora è interessante questo testo che dice, prima cosa, c'è una persona che pratica la parola di Dio, è una persona che ricorda, ok? È una persona che memorizza le sconfitte e le vittorie del passato e le mette in pratica per il
presente e ha un bagaglio culturale di saggezza per il futuro. Ossia, conosco questo problema, l'ho già vissuto, l'ho già risolto, se si ripresenta io sono capace di risolverlo. Ok? È questo che deve funzionare in una persona. Osserva la persona quando risolve problemi. Osserva la persona quando si trova davanti a una difficoltà, va in una crisi, smette di ragionare e comincia a prendere delle decisioni basate solo sulla pancia, solo sui sentimenti, solo sulla intuizione. Non è così che funziona. La persona deve essere una persona che dice: ok, non so come fare, non so cosa fare, ma la parola di Dio mi insegna a fare questo, io farò questo. Una persona che è spirituale è anche una persona pratica, è una persona che oltretutto a essere pratica è una persona che dice la parola di Dio sarà beato nel suo operare. Che cosa vuol dire questo? Se c'è una persona che affronta un problema con un sorriso, quella sarà la persona sicuramente che tu devi buttare l'amo e cercare di accalappiarla, perché quella persona ti farà felice. Ossia, quella persona saprà risolvere i problemi e sarà una persona veramente che sarà una felicità al tuo fianco. Sai che cosa dice la parola di Dio? Che noi dobbiamo essere gioiosi nelle prove della vita. Hai mai visto una persona che nei problemi sorride? Nei problemi confida nel Signore e dice: la parola di Dio mi darà la via d'uscita per questa situazione. Quella è una persona che tu devi prendere e dice: ne compro 2 per 3. Non lasciartela scappare, perché quella è la persona che ti farà felice. Allora questo testo è meraviglioso. Noi non possiamo essere teorici della parola di Dio. Noi non possiamo essere delle persone aeree. Dobbiamo essere qua su questa terra guardando le difficoltà in faccia e dicendo: io ho la soluzione, perché la parola di Dio è la soluzione per me. A volte noi passiamo nella parola di Dio, leggiamo la parola di Dio, partecipiamo ai gruppi di condivisione dello studio, partecipiamo forse anche alla preghiera, ma quando arriva il problema noi dobbiamo praticare la parola di Dio. È interessante che Dio ci dà l'occasione di praticare quello che noi predichiamo. Allora, sta attento. Dio è così. Dio ti dà un testo biblico e poi è interessante che quando tu leggi quel testo biblico, di lì a poco aspettati che quel problema arriva in modo che tu possa risolverlo attraverso quello che Dio ti ha insegnato. Perché è così che Dio fa. Dice: figlio mio, io non posso presentarti un piatto. Stamattina ho cucinato lo spezzatino con le patate a casa mia, ok? Solo quando l'ho mangiato ho detto: che buono. Dio prepara sempre dei piatti meravigliosi nella sua parola. Tu leggi quel testo, ma subito dopo dice il Signore: apri la bocca e comincia a masticare la mia parola, a fare quello che io ti ho detto, perché attraverso quello tu sarai una persona felice. Sposa una persona pratica, sposa una persona che è capace di affrontare i problemi della vita, non perché è più furba e spiritualmente è più saggia, no, perché pratica la parola di Dio. Questo è fondamentale. Una persona, se scegli una persona non pratica, la tua illusione sarà grande, e una persona pratica invece sarà una persona genuina. Se scegli una persona non pratica, non ci sarà mai una vera e propria memoria delle battaglie perse. Una persona pratica invece può sbagliare e cadere una o più volte, ma poi si rialza, affronta la sfida e vince per la sua famiglia. Se scegli una persona non pratica, sarà la tristezza a dominare la tua vita, altrimenti con una persona pratica sarai una persona felice. Punto numero 2, quindi scegli una persona pratica, che soprattutto pratica la parola di Dio. Ultima cosa, deve essere spirituale, sì, ma non deve essere una persona sentimentalista. Cos'è il sentimentalismo? Allora, sta attento, definizione di sentimentalismo secondo il vocabolario. Dice così: fare delle sensazioni la base delle azioni e delle reazioni di una persona. Ok?
quando tu senti, c'è una frase che piace molto al pastore Caio, tra virgolette. La parola, l'espressione è non me la sento. Vero o no, pastore Caio? Non me la sento. Una persona fa le cose se la sente o no. Oggi noi siamo in una generazione, carissimi, state attenti a quello che vi dico adesso. Sentivo questa settimana l'intervista di un ragazzo che è un espertissimo, anzi inserito proprio in un'azienda che programma i siti e le piattaforme di tutti i social, ok? E lui diceva, c'è un programma ben preciso dietro la programmazione di queste piattaforme social, specialmente le piattaforme social, per non fare più pensare alle persone, ok? La soglia di trasmissione di certe cose, di certe immagini, di certi suoni, di certe caratteristiche di questi social sono fatte apposta per andare al di sotto della soglia di percezione logica, e le persone cominciano a percepire le cose per sensazioni e non più per modo di pensare, ok? Oggi noi siamo una generazione che facciamo fatica a pensare e vogliamo sentire più che pensare, ok? Le persone che ragionano con la pancia sono persone che prima o poi cadono in trappole terribili, ok? Che decidono per sensazioni. Oggi non mi sento di fare questo, oggi non mi sento di prendermi questo impegno. Allora sta attento, ti voglio fare una domanda. Se Gesù nel giardino del Getsemani avesse detto non mi sento di andare in croce, io e te dove saremmo oggi? Gesù ha guardato in faccia quella croce, ha guardato in faccia quella sofferenza, ha guardato in faccia quell'ostacolo terribile e ha detto, Signore, se può, e guarda che Gesù aveva dei sentimenti, secondo te li aveva? Sì o no? Se può, passi da me questo calice. Gesù ha espresso questo sentimento nei confronti del Padre, ma lui ha detto, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Quando io e te ci sposiamo, non possiamo dire, oggi non me la sento, oggi non ho voglia. Sai una cosa interessante? Mike Tyson, chi è che conosce Mike Tyson? Okay? È uno dei pugili più famosi di tutta la storia del pugilato, no? A un certo punto gli hanno fatto un'intervista perché hanno notato una cosa particolare di questo pugile, no? Lui si alzava alle 4 di mattina per andare a correre, ok? Alle 4 di mattina. Nessuno andava a correre alle 4 di mattina. E gli hanno chiesto, ma scusa, ma perché non puoi andare alle 6 o alle 7? Perché vai alle 4 di notte? La sua risposta è stata spiazzante, ha detto, perché non voglio farlo. Come non voglio farlo? Sì, perché questa è la vera disciplina. Io vorrei andare alle 7, alle 8, ma so che il mio avversario andrà alle 7, alle 8 e se io non vado alle 4 non avrò quel vantaggio di combattere e di vincere sul ring. E lui si alzava tutti i giorni alle 4 di mattina per andare a correre perché non voleva e perché voleva disciplinarsi in quell'area, non perché sentiva di stare a letto, lui stava a letto, sentiva che voleva stare a letto, ma io voglio andare oltre il mio sentimento, io voglio andare oltre le mie convinzioni e fare quello che è giusto fare. E cari miei, in un rapporto di coppia non si può andare per sentimenti, non scegliere una persona che dice non me la sento, perché un giorno ti dirà a te non me la sento più di stare con te, e questa è una cosa terribile. Oggi i matrimoni finiscono perché le persone non vogliono più ragionare con la testa, non vogliono più disciplinarsi, ma vogliono sentire. Ti leggo una frase che ha citato, ha coniato non ti dirò chi è, ok? Se volete saperlo pagate. Uno dei più grandi politici della storia ha detto così: oggi le persone vogliono sentire più che pensare, siamo governati dalle sensazioni. E poi ha detto: cura i tuoi pensieri perché diventeranno le tue azioni.
Cura le tue azioni perché diventeranno le tue abitudini. Cura le tue abitudini perché diventeranno il tuo carattere. E cura il tuo carattere perché diventerà il tuo destino. Quando tu disciplini la tua vita non in base a sensazioni, ma in base a una disciplina veramente del tuo spirito, e la persona di fronte a te, quella che tu sposerai, deve essere una persona disciplinata, correttamente inclinata alla volontà di Dio, allora sarà una cosa completamente diversa. Fallo anche se non ti senti, perché Dio conosce qualcosa che nessun essere umano può sapere. Il futuro, il nostro discernimento è legato al presente. La parola di Dio dice così: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento, non appoggiarti su quello che tu senti, ma su quello che Dio ha per te. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Chiedi a Dio che cosa Lui ha per te. Quella famosa frase del mondo, che è una frase terribile: va dove ti porta il cuore. Cari miei, il cuore dell'uomo, come dice la parola di Dio, è insanabilmente malvagio. Non ti fidare dei tuoi sentimenti, fidati di Dio, disciplina la tua vita su questo e scegli una persona per la tua vita che possa disciplinare, che tu vedi che è una persona disciplinata con le sue sensazioni. Non fidarti delle sensazioni perché sono ingannevoli più di ogni altra cosa. Ok? Hai capito la parola di Dio questa sera? Amen. Possiamo pregare adesso chiedendo al Signore di non lasciarci guidare da sensazioni. La persona ti deve piacere fisicamente, ma deve essere una persona che cura il suo corpo. Deve essere una persona che ama se stesso. È una persona pratica, che sa affrontare i problemi della vita non perché è più furba, ma semplicemente perché mette in pratica la volontà di Dio. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico, Signore, perché la tua parola è meravigliosa e ci aiuta, Signore, a scegliere le cose di questa vita con eccellenza. Padre, se c'è qualcuno tra noi stasera che sta vivendo per sensazioni, tu possa, Signore, in questo momento toccare il profondo del cuore e tu possa dare, Signore, la capacità di disciplinarsi con la tua parola, Signore, con un rapporto personale profondo con te. Nel Tempio di Dio, il nostro corpo è il Tempio di Dio, c'è un posto profondo, segreto, a cui solo tu devi avere accesso. È il luogo santissimo. Solo Dio può avere accesso a quel posto. E quando noi amiamo Dio sopra ogni altra cosa, il partner corretto, il partner giusto arriva. Signore, io ti prego che ciascuno dei nostri ragazzi che sta scegliendo o ha scelto o sta desiderando una persona per la propria vita con cui camminare insieme, ti prego, Signore, non permettere, Signore, che le sensazioni abbiano il sopravvento, ma che un ragionamento spirituale, Signore, faccia parte di quella scelta. Signore, allontana tutti i parassiti, Signore, spirituali, mentali, fisici dei nostri ragazzi, che tu possa, Signore, accompagnare fino a loro la persona giusta, perché io so che tu ce l'hai per loro. E ti chiedo, Signore, chi sta già vivendo un rapporto matrimoniale, cura, Signore,
cura, guarisci fino in fondo, Signore, tutte le ferite, e che chiunque, Signore, si avvicina a te possa gustare, Signore, la pienezza della soddisfazione che noi abbiamo in Cristo Gesù. Grazie, Padre, che ci hai fatto tuoi servi. E questa sera, Signore, ti chiedo che questa parola che è stata data non possa mai allontanarsi dalla mente e dal cuore di ciascuno che ha ascoltato. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Alziamoci in piedi adesso e passiamo al nostro momento di decime offerte. Consegniamo tutto quello che noi abbiamo al Signore, sia materiale che anche del nostro cuore, e lo diamo insieme al nostro Signore. Grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui.
Padre. Ti ringrazio perché noi possiamo esaltare il tuo nome, Padre. Ti ringrazio perché noi possiamo imparare di più sulla tua parola. Ti ringrazio, Padre, per tutto questo. Ti ringrazio perché tu ci hai amato, Padre, quando noi non eravamo degni, Padre. Ci hai amato per primi, Padre. E noi ti ringraziamo, Signore, per tutto questo. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi? Allora, breve momento annunci, chiedo alla proiezione se può passare. Abbiamo il nostro campeggio giovani adolescenti, voglio un applauso. Allora, da quello che si è ripetuto, le iscrizioni purtroppo sono ancora finite. Chiedete a Gabriele, chiedete ai pastori se in caso è possibile che ci sia un altro posticino, però a grande percentuale le iscrizioni sono già concluse. Ma andando avanti. Christmas party. Allora, come sta scritto là? Sabato 16 dicembre alle 19, dress code natalizio, quindi qualsiasi maglione natalizio che avete, che è lì a poltrire in armadio un sacco di anni, ecco, perfetto, questa è l'occasione per sfoggiarlo. Quindi mi raccomando, invitate amici e soprattutto nemici e vi aspettiamo numerosi. Prossimo. Abbiamo il Ministero di raccolta di beni di prima necessità. Se avete voglia e volete mettervi a disposizione per aiutare a separare, c'è da separare i vestiti, categorizzare che cosa va bene, che cosa è buono per le persone che passano freddo in questo momento, per loro che cosa no. E così potete parlare con Maggie, con Giada, Gaetano e Isabella. E per il prossimo Ministero di Audio, se tutto questo c'è, è perché ci sono tante persone che ci lavorano dietro. E quindi vi invitiamo, se sentite nel vostro cuore e non avete nulla da fare, ci sono molte persone che stanno sedute e non fanno niente, vi sto guardando in questo momento, vi sto scrutando, il Signore sa. Noi sappiamo che all'interno della Chiesa noi non serviamo soltanto con il sedere sulle sedie, ma facendo attività, facendo qualcosa di pratico. Noi abbiamo bisogno, la proiezione ha bisogno di nuove persone, l'audio ha bisogno di nuove persone, la live ha bisogno di nuove persone. Quindi se sentite questa voglia, questa voglia di aiutarci, vi saremo enormemente grati anche con le voci. Hai un talento musicale nascosto? Ecco, questo è il momento di tirarlo fuori. Perfetto, credo che non ci siano altre... Ok, sì. Allora, ogni ultimo giovedì del mese alle 20 ci incontriamo. La maggior parte sono giovani, però è un qualcosa rivolto anche alle persone di tutta quanta la Chiesa. Noi preghiamo per il mondo, preghiamo in specifico modo per le persone che hanno bisogno. È un qualcosa fatto da giovani, ma invitiamo la Chiesa a partecipare. E credo che sia anche di buon esempio che magari alcune che fanno parte della Chiesa da più tempo possano aiutare noi giovani e nulla, anche con motivazione. Nulla, credo che sia stato questo l'ultimo e ora ci divideremo nei classici piccoli gruppi che potremo adesso continuare a parlare di quello che abbiamo detto oggi. Vi ringrazio, se è la prima volta che siete qui, buonasera, sono molto contenta che voi siete venuti, se è la prima o seconda volta, e vi saluto. Ciao!